La situazione era sempre gravissima, è sempre stata gravissima, era sempre, diciamo, un passo dalla morte, non aveva più ripreso conoscenza. Giuseppe Vendrasco si è spento ieri presso la casa di riposo Umberto I a Montebelluna. Aveva 64 anni ed era in coma da 7 mesi e mezzo. È questo appartamento all'ultimo piano di via Manzoni a Cornuda il luogo dove è sfociata la terribile lite che ha portato alla sua morte. Cassetta delle lettere vuota e appartamento chiuso. Tutto qui è sigillato dal 10 luglio 2020, giorno in cui Vendrasco era stato trovato nudo e privo di sensi all'interno della sua mansarda. A colpirlo in testa con una colonnina di marmo era stato un suo amico ventenne, originario di Quero, in provincia di Belluno. In questi mesi è stato prima a Cafoncello, poi è stato portato a Castelfranco e ultimamente era all'ospedale di Montebelluna. Da circa una quindicina di giorni era stato trasferito alla casa di riposo Umberto I. Ora per la morte di Vendrasco il ventenne rischia l'accusa di omicidio, bisognerà però accertare se si sia trattato di un gesto volontario o di autodifesa. Il ragazzo all'epoca dei fatti aveva spiegato di essere stato legato al letto della mansarda proprio da Vendrasco che lo avrebbe tenuto in ostaggio per 48 ore. La situazione tra i due sarebbe degenerata in una lite violenta quando il giovane riuscì a liberarsi. Da quel terribile epilogo mai gli inquirenti sono riusciti ad ascoltare la versione di Vendrasco dal momento che il 64enne non si è più svegliato dal coma. Avrebbe potuto chiarire, almeno dalla sua parte, quella che poteva essere l'esatta ricostruzione o comunque il suo punto di vista. Il sostituto procuratore Anna Andreatta ha disposto per venerdì prossimo l'autopsia sul corpo del 64enne. L'esame servirà a stabilire il nesso tra la botta in testa e il decesso dell'uomo. È molto importante perché chiarirà se l'evento morte è collegato ai fatti, diciamo, di sangue che sono avvenuti 7 mesi fa.